parlamentari in Venezuela per parlare con le autorità. La proposta del senatore e segretario veneto del PD nel giorno in cui dal Festival della Politica a Mestre si rafforza la mobilitazione per Alberto Trentini. 10.000 euro di multa e un fermo amministrativo di 2 mesi per aver disatteso alle indicazioni della Guardia Costiera sono gli effetti del provvedimento per la nave veneziana impegnata nel soccorso dei migranti. Circolare dal Viminale a tutte le prefetture e questure in Italia, obiettivo verificare e innalzare i livelli di sicurezza dei leader politici dopo l'omicidio Kirk negli Stati Uniti. Intercettata a Spinea l'auto del bandito che la scorsa notte ha travolto un agente della stradale di Padova per forzare un posto di blocco in A4. Il malvivente ha abbandonato la vettura ed è scappato a piedi, caccia al responsabile. Grate anti-sbandati posizionate all'ingresso dell'ex poste di Piazzale Donatori di Sangue. In città ci si interroga su quale potrebbe essere la destinazione futura dell'edificio. Da oltre 2 anni i lavori al tetto della Basilica di San Marco, gestiti dal Provveditorato Opere Pubbliche, sono stati assegnati, ma l'impresa esecutrice non ha ancora mai avviato l'intervento. Il raduno dell'Associazione Nazionale Polizia entra nel vivo, domani la sfilata in diretta dalle 10:15 su Antenna 3, tra gli ospiti di oggi Gino Cecchettin, sull'Iston tutti i reparti della Polizia di Stato. Buonasera, bentrovati. Eccoci in diretta dunque con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e con l'idea di inviare una delegazione di parlamentari italiani in Venezuela per trattare la liberazione di Alberto Trentini. La proposta è stata lanciata dal senatore Andrea Martella durante una mattinata che il Festival della Politica di Mestre ha dedicato al lidense detenuto a Caracas. Bisogna intensificare ogni sforzo di carattere diplomatico da parte del nostro governo per cercare di portare Alberto Trentini a casa. Noi siamo anche disponibili come parlamentari a costituire una delegazione che possa andare ad incontrare le autorità venezuelane, a interloquire, a parlare con Alberto, fare tutti gli sforzi per poterlo riportare dopo 301 giorni di detenzione. Una delegazione di parlamentari italiani in Venezuela per favorire il ritorno a casa di Alberto Trentini. Il senatore veneziano Andrea Martella lancia la proposta da un affollatissimo incontro al chiostro dell'M9, dedicato nell'ambito del Festival della Politica di Mestre, proprio alla detenzione in Venezuela del cooperante del Lido. Il 15 novembre 2024, mentre si recava a prestare la sua opera di volontariato per una ONG che si occupa di disabilità, Alberto è stato fermato ad un posto di blocco e arrestato senza la contestazione di accuse formali. Poco ha convinto l'intervista in cui solo recentemente il ministro degli esteri venezuelano Iván Gil ha parlato di un procedimento in corso, negando ci siano state violazioni dei diritti umani. Nessuno sa niente, cioè la famiglia, l'avvocata, l'ambasciatore, che caspita ne so. Sono rispettati i diritti umani quando si trattiene una persona per 1 anno in carcere? No, non credo, soprattutto non c'è nessuna imputazione, non si sa nulla, quindi certo che no, i diritti umani non sono rispettati. Da tempo residente a Lido, l'attrice Ottavia Piccolo, presente a Mestre come attivista dell'associazione Articolo 21, ha letto una lettera al mondo del cinema inviata dalla madre di Alberto per ringraziare il Festival del Lido dell'interesse che ha manifestato per il figlio. Mi chiedo spesso, scrive la madre di Alberto, cosa penserà questo ragazzo del suo paese che per mesi l'ha abbandonato e non si è adoperato abbastanza per liberarlo. La figlia del presidente di municipalità del Lido è stata battezzata assieme ad Alberto Trentini. Emilio Guberti quindi conosce bene la famiglia. Penso che sia in una prigioniero di un gioco ben più grande e che al di sopra delle non sue colpe sicuramente. Tutti sperano e vogliono la liberazione di Alberto, ma c'è un particolare di questa vicenda che divide le opinioni. La cosa che mi preoccupa è che invece dal nostro governo non vengano particolari attenzioni. Non abbiamo sentito mai dire il nome di Alberto Trentini, che so, dalla Presidente del Consiglio. Probabilmente sin dall'inizio noi anche come amministrazione comunale se eravamo contattati, c'è stata data l'indicazione da parte dell'avvocato di famiglia di tenere un profilo molto basso. So
attraverso anche il sindaco che si è interessato, che l'interessamento da parte del governo c'è. Probabilmente stanno facendo delle trattative sotto, chiamiamole sotto traccia. E la nuova nave invece di Mediterranea Saving Humans è stata colpita da un pesante provvedimento di fermo amministrativo, sanzione abnorme secondo gli attivisti. 10.000 euro di multa e un fermo amministrativo di 2 mesi per aver disatteso alle indicazioni della Guardia Costiera. Sono questi gli effetti del provvedimento comminato alla nave mediterranea dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans. La nave, battente bandiera italiana, veneziana e veneta, con il veneziano Beppe Caccio e il mestrino Luca Casarini armatore, membri dell'equipaggio, era impegnata da pochi giorni nel soccorso dei migranti in difficoltà in mare nelle acque del Mediterraneo centrale. La nostra nave mediterranea è ferma nel porto di Trapani in questo momento, bloccata da un provvedimento del Ministero degli Interni che ci ha sanzionato con 60 giorni di fermo amministrativo e 10.000 euro di multa per aver sbarcato nel porto di Trapani 10 ragazzi superstiti del naufragio in cui li abbiamo soccorsi. Mediterranea ha presentato 2 ricorsi contro questo provvedimento. Abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Trapani un esposto in cui denunciamo le intimidazioni, le vere e proprie minacce mafiose ricevute da imbarcazioni della cosiddetta Guardia Costiera libica. Caccia attacca il governo italiano, mentre anche Papa Leone XIV ha detto che presto sarà a Lampedusa in un suo videomessaggio in cui ha parlato di migranti. Misure adottate dal governo nei nostri confronti che sono parte di una più generale criminalizzazione, un vero e proprio attacco alle persone migranti e al soccorso civile. Come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio. I frutti dello Spirito, cari amici, sono abbondanti fra di voi. Mi ricordate ciò che scrisse l'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica? Voi avete accolto la parola in mezzo a grandi prove. Clima di tensione anche sulla scena politica italiana dopo l'omicidio negli Stati Uniti dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il Viminale ha inviato a prefetti e questori una circolare per verificare i dispositivi di sicurezza che, se ritenuto opportuno, vanno innalzati al massimo livello. Si tratta di un aggiornamento della sicurezza dei leader politici alla luce dell'attentato. L'input dato a prefetti e questori riguarda sia politici nazionali che locali, a partire dalla Premier Giorgia Meloni, dai vice premier e dalle massime cariche istituzionali che comunque già beneficiano del massimo livello di sicurezza previsto, sia personaggi che, vista la situazione internazionale, possano in qualche modo risultare a rischio o essere esposti a pericoli straordinari. La massima tutela prevista, quella di primo livello, prevede una decina di persone e 3 auto blindate a protezione. Significa che nell'arco di 24 ore il dispositivo riguarda almeno 30 persone. La cronaca ancora: si avvicina a un'auto per un controllo ma viene investito, è rimasto gravemente ferito l'agente della polizia stradale di Padova, travolto in autostrada la scorsa notte. Sentiamo. Sono le 23:25 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Padova in servizio lungo la A4 nel tratto tra Vicenza e Padova riceve l'allert della sala operativa per un'auto rubata nel milanese. È proprio all'altezza dell'area di servizio di Tesina che la pattuglia nota un veicolo sospetto vicino al distributore di carburante. Fermata l'auto di servizio, gli agenti si avvicinano, ma ecco, improvvisa la reazione del conducente che pigia sull'acceleratore e investe il capo pattuglia. C'era una sola persona all'interno, il conducente. Nel momento in cui questa persona ha capito del controllo, non ha esitato a partire, addirittura ha investito un agente, il quale per la prontezza di spirito che ha avuto è riuscito ad evitare, nonostante l'investimento, che potesse finire sulla prima carreggiata dove c'era il transito di mezzi pesanti. Non perderà mai conoscenza l'agente, che, gravemente
l'agente ferito viene soccorso e portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con diverse fratture e ferite. Nel frattempo l'auto in fuga viene intercettata all'altezza del casello di Spinea nel Veneziano. Vistosi braccato, il conducente è scappato dopo aver abbandonato il veicolo, ma sulle sue tracce ci sono, oltre agli agenti della stradale, anche le squadre mobili di Padova, Vicenza e Venezia. Si è sincerato personalmente delle sue condizioni il questore di Padova, che ha parlato al telefono con l'agente ferito, un esempio di spirito di servizio, aggiunge, spiegando il valore del gesto compiuto. Sicuramente si tratta, ripeto, di un'attività dei colleghi della pattuglia della polizia stradale importante. Perché l'auto è risultata essere stata rubata a Pero, quindi in provincia di Milano, e probabilmente questa persona si accingeva probabilmente a porre in essere un'attività illecita, se non in ambito autostradale comunque su obiettivi a ridosso appunto dell'autostrada, in quanto poi vengono normalmente utilizzate come vie di fuga dopo aver commesso un reato. Stava probabilmente raggiungendo alcuni complici con l'auto, il malvivente in fuga. Le sue ore potrebbero essere contate. A Mestre adesso delle grate sono state posizionate all'ingresso delle ex poste di Piazzale Donatori di Sangue per impedire diventi un luogo di bivacco e degrado. C'è il rischio che l'ex Palazzo delle Poste diventi un altro buco nero di Mestre? Sicuramente, perché noi adesso qui abbiamo visto che, per carità, hanno fatto bene a mettere le grate, anche se in effetti sembra che sia una gabbia, ci manca soltanto lo zoo con dietro un gorilla, però si era creata una situazione di degrado effettivamente molto, molto pericolosa. Oltretutto, se vediamo dietro le grate non si sono neanche peritati di pulire, quindi ci sono scatoloni, ci sono i resti di quello che hanno lasciato le persone che bivaccavano in questi posti. Candidato a diventare un nuovo bivacco di sbandati, l'ingresso dell'ex Palazzo delle Poste di Mestre è stato chiuso con delle recinzioni. Ma il vero interrogativo di cui si discute o si dovrebbe discutere in città è quale sarà il futuro dello stabile in Piazzale Donatori di Sangue. Proprio per il fatto che hanno messo le grate sembra che non abbiano dei progetti imminenti, perché altrimenti non le avrebbero messe, ci sarebbero persone eccetera. Per quanto ne so non ci sono delle idee o delle prospettive a breve, per cui questo è un altro posto di Mestre in pieno centro, tra l'altro in una zona anche riqualificata, che viene abbandonato a se stesso. Alle spalle dell'ex sede delle Poste c'è già il buco rappresentato dall'ex sede Telecom di ragguardevoli dimensioni, ma mai quanto l'area dell'ex Umberto I. Luoghi in attesa di nuova destinazione non mancano neanche nel centro di Venezia, dal Fondaco dei Tedeschi all'enorme area lasciata vuota a Rialto dopo il trasferimento del Tribunale a Piazzale Roma. Qui a Mestre si potrebbe tranquillamente inserire qualche dipartimento nuovo dell'Università di Ca' Foscari, perché renderebbe sicuramente vivissima la città. Qualcuno può dire ma l'università c'è già in via Torino. Non è né carne né pesce il posto, il luogo che è stato individuato, e questo non lo dico soltanto io, lo dicono proprio gli studenti che hanno risposto al nostro grande sondaggio dell'anno scorso. In quel sondaggio il campione di universitari che studia a Mestre avanzava più di un'osservazione sullo scollegamento del polo di via Torino con il resto della città. In ogni caso le occasioni per portare l'università nel cuore di Mestre non mancherebbero. Il CISET, che è il master universitario di preparazione al turismo, quindi di alta scuola tra l'altro, che era prima nella Riviera del Brenta, non è stato, quando ha chiuso, portato a Mestre o al limite a Venezia, è stato portato a Treviso. Adesso bisognerebbe chiedere a chi ha deciso questa cosa perché non si è fatto un giro a Mestre per poter verificare se ci sarebbe stato il posto, tra l'altro ideale, per poter installare questo CISET. Pulci all'asilo nido. Intanto il caso alla struttura comunale Arcobaleno di Canareggio ha innescato subito una polemica politica. Il Pulci all'asilo nido Arcobaleno di Canareggio a Venezia apre il fronte a uno scontro politico a tutto campo e la situazione segnalata da Paolo D'Agostino della CGIL, che in un comunicato ha riferito come la situazione fosse stata segnalata da giorni senza risposte tempestive, ha fornito l'assist a Monica Sambo, consigliera comunale del Partito Democratico, per un duro affondo sulla gestione dei servizi educativi e scolastici comunali in città.
Continua purtroppo l'incuria all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido del Comune di Venezia. Solo in questi giorni la notizia di pulci all'interno di un asilo, senza purtroppo per un'intera settimana alcuna comunicazione alle famiglie, con anche segnalazioni da parte dei sindacati e maestre a case in infortunio per punture appunto da pulci. È evidente che manca comunicazione, ma manca anche attenzione alle scuole e agli asili del Comune di Venezia. Per Sambo si tratterebbe di una totale disattenzione dell'amministrazione comunale in carica e non di un fatto isolato, visto che 2 dipendenti sarebbero anche finiti al pronto soccorso. L'assessora Besio e l'assessore Zaccariotto continuano a fare sola propaganda. In realtà in questi anni abbiamo visto un totale disinvestimento, una totale disattenzione all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Solo fino a qualche giorno fa l'assessora Besio difendeva ad esempio la diminuzione del personale, che ricordiamo ad esempio il personale AMES è diminuito di questi anni di circa 70 unità, e difendeva la sottrazione di 20 persone dedicate alle classi con handicap. Servono più risorse, più attenzione per le scuole dell'infanzia e per gli asili nido del Comune di Venezia, ma soprattutto più comunicazione con le famiglie, con i lavoratori e con le lavoratrici. Pronta la replica arrivato al telefono dall'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio, che respinge al mittente ogni critica. È evidente come la consigliera Sambo, in vista della campagna elettorale, stia costruendo un lavoro di denigrazione del servizio comunale scolastico, mistificando la realtà, creando falsi allarmi, ma soprattutto utilizzando la condizione di disabilità come arma per sfruttare la preoccupazione legittima delle famiglie. La verità è che il personale non è stato tagliato, nessun ausiliario di sostegno è stato tolto e la vicenda delle pulci al nido è stata trattata con dovizia di attenzione da parte del Comune assieme ai principali interlocutori in materia, cioè Servizio Tutela Animali, Servizio Prevenzione e Protezione e Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL. Tutti i protocolli sono stati rispettati, basta infangare la scuola per la propria campagna elettorale. Da oltre 2 anni i lavori al tetto della Basilica di San Marco, gestiti dal Provveditorato Opere Pubbliche, sono stati assegnati, ma l'impresa esecutrice non ha ancora mai avviato l'intervento. Sentiamo il perché. Cantieri in grave ritardo per i lavori sul tetto della Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. L'appalto non dipende direttamente dalla Procuratoria di San Marco, ma è gestito invece dal Provveditorato Opere Pubbliche. Da oltre 2 anni i lavori sono stati assegnati all'impresa esecutrice, che però, dopo aver vinto la gara d'appalto, non ha nemmeno mai avviato il cantiere, che si è aggiudicato con l'impegno di dare il via ai lavori. In 2 anni non si è visto un solo operaio al lavoro, una situazione preoccupante è quella segnalata in primis dal proto di San Marco, architetto professore Mario Piana, responsabile della conservazione e tutela dei beni artistici e architettonici della Basilica, che è poi stata ripresa con forza dal primo procuratore di San Marco, avvocato professore Bruno Barel. A settembre chiuderemo anche uno dei cantieri sul tetto, purtroppo gli altri 2 sono ancora in alto mare, ma non siamo noi a gestirli, è il Provveditorato alle Opere Pubbliche che li ha appaltati a 2 imprese private e questo loro ritardo ci impedisce di fare gli altri lotti che dovremo restaurare direttamente noi. Infiltrazioni sul tetto, ma anche ritardi a catena per gli altri cantieri, ma ci sono anche notizie positive all'orizzonte nei cantieri gestiti direttamente dalla Procuratoria di San Marco. L'autunno della Procuratoria di San Marco inizia con una buona notizia, e cioè la fine del cantiere che riguarda la facciata esterna dell'Ateneo San Basso. Chiunque passa per Piazza San Marco può ammirare una facciata che da molto tempo aveva bisogno di interventi e quello che è stato fatto è avvenuto nei tempi previsti. Entra nel vivo il 9° raduno nazionale dell'ANPS, domani la grande sfilata in diretta su Antenna 3. C'è la festa della città che accoglie con curiosità e gratitudine la Polizia di Stato con le varie specialità. Il listone si trasforma per fare spazio ai vari reparti, tra i quali cinofili, con animali bellissimi come Angie, un cane poliziotto di 5 anni specializzato nel soccorso alle persone. Entra nel vivo il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che ha vissuto un momento di riflessione sulla violenza di genere ospitato nell'aula magna del Bo davanti a decine di
studenti degli istituti superiori della città. Comprendere, agire e prevenire, il titolo scelto per la mattinata che ha avuto tra gli ospiti Gino Cecchettin. Cerco di parlare da papà e da cittadino che ha un vissuto e che negli ultimi 2 anni purtroppo si è scontrato con un tema che prima mi era sconosciuto e a me piace andare a fondo. All'interno della fondazione c'è un comitato scientifico di tutto rispetto che mi sta dando gli elementi per capire cosa sia la violenza di genere e quindi cerco di unire l'esperienza purtroppo tragica che ho vissuto assieme alla conoscenza scientifica per portare un messaggio. Con lui Maria Luisa Pellizzari, già vice capo della polizia, il procuratore della Repubblica di Padova Angelo Antonio Racanelli e Giuseppe Maria Iorio, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Padova, che ha spiegato quali sono gli strumenti disponibili contro la violenza di genere, tra questi l'ammonimento. Nei giorni successivi all'ammonimento, ad esempio, continuiamo a contattare la persona per capire la reazione che ha avuto il maltrattante, quindi se questa situazione, questo ammonimento ha creato una situazione di malessere o di pericolo. Noi le sentiamo costantemente perché poi si crea un rapporto di fiducia, loro si fidano a quel punto di noi e insieme cerchiamo di capire se la paura che rimane comunque sempre un po' nella vittima è una paura reale o una paura che invece può essere controllata, che può essere sconfitta. Domani mattina l'evento conclusivo del 9° raduno nazionale della NPS in Prato della Valle, la grande sfilata alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani, che a partire dalle 10 sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est. In serata poi andrà in onda il concerto della banda della polizia che si terrà al Teatro Verdi. È tutto, grazie per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo, arrivederci.